Le criticità che hanno esposto questo sistema qua non sono reali a quello che succede normalmente sul territorio. Non ci sta il comune di Carasco a vedersi cambiare le carte in tavola e trovarsi riclassificate alcune zone del suo territorio prima considerate sicure dal punto di vista idrogeologico e ora, in base ad un'analisi dei dati risalenti al 2008, diventate aree a rischio. Variazioni che tra le altre cose comporterebbero l'obbligo di chiusura per diverse aziende della piana industriale in caso di allerte arancioni o rosse. Abbiamo 3 aziende che lavorano 24 ore su 24, quello lì penso che è un ragionamento che bisogna con Regione Liguria cercare di approfondire, perché non ci possiamo permettere noi come comune e neanche le aziende di interrompere la loro attività. Le aziende sono la Faci, AS, Spiga Nord e Revetro. Le stesse, con il coinvolgimento di Confindustria, hanno messo a disposizione del comune la loro documentazione, che è andata ad integrare il ricorso presentato dall'amministrazione nei confronti degli uffici regionali sulla base dei dati raccolti in queste settimane, che fotografano più nel dettaglio la reale situazione morfologica. Nelle prossime settimane si attende dunque una risposta. Se tutto dovesse rimanere invariato, il comune dovrà per prima cosa modificare nuovamente il piano di protezione civile e mettere mano ad interventi di mitigazione del rischio idraulico molto onerosi. Servirebbero parecchi milioni di euro, perché Carasco è una piana importante, una piana industriale, una piana abitativa dove ci abitano tante persone che frequentano e lavorano nelle nostre aziende che abbiamo qua sul territorio, e si andava a perdere una parte importante e economica, che è quella che fa funzionare le casse del comune. Dovrà cambiare per forza di cose anche il piano di protezione civile. Questo prevedeva in caso di allerte anche la zona della scuola come presidio in cui ricoverare eventualmente la popolazione. La scuola adesso in questo momento non potrà più esercitare questo ruolo. Esatto, in questo momento, da come abbiamo queste carte, non potrà più esercitare questo ruolo. Dovranno andare al primo piano, non rimanere a piano terra, e allora saranno anche sicuri. Qui è una cosa molto importante che voglio segnalare, perché ci ha completamente stravolto il piano di protezione civile, che doveva essere quasi pronto per essere approvato prima che venga l'inverno. Invece siamo di nuovo lì a ridisegnarlo.